presentato al Tribunale di Pordenone domanda di concordato con riserva. Il Comune di Caorle ha contestato a Marina Verde SRL in liquidazione la mancata realizzazione del parcheggio pubblico di Piazzale Colombo e delle sistemazioni esterne e ha assegnato termine del 18 settembre 2017 per la realizzazione delle suddette opere, avvertendo che nel caso di fruttuoso decorso del termine il Comune avrebbe potuto alternativamente recedere dagli accordi di cui alla Convenzione, rientrando nel possesso delle aree oggetto di cessione, ovvero completare le opere non ultimate con addebito alla ditta dei costi necessari sino alla concorrenza della somma, con addebito delle spese sostenute oltre gli altri imprevisti. E la domanda di concordato con riserva presentata a Marina Verde SRL in liquidazione è stata dichiarata inammissibile con decreto del Tribunale di Pordenone del 9 novembre 2017. E Marina Verde SRL in liquidazione è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone numero 75 del 2017. E dopo la dichiarazione di fallimento di Marina Verde SRL in liquidazione, il Comune di Caorle, per quanto attiene alle questioni afferenti alla Convenzione urbanistica di qui sopra, ha promosso nei confronti della procedura le seguenti iniziative. 1. Domanda di insinuazione del passivo fallimentare 30 gennaio 2018 ex articolo 93 legge fallimentare del credito risarcitorio quantificato in euro 74.160, ma solitamente spettante per il danno conseguente alla mancata realizzazione del parcheggio di Piazzale Colombo entro la data del 13 maggio 2017. 2. Domanda di insinuazione del passivo fallimentare in data 30 gennaio 2008, ex articolo 93 legge fallimentare, avente ad oggetto la somma di euro 191.702,31, di cui euro 183.218,31 a titolo di saldo del corrispettivo del trasferimento delle proprietà comunali in favore di Marina Verde SRL, importo complessivo di interessi legali per euro 3.218,31 sino alla data del fallimento, ed euro 8.484 a titolo di spese legali liquidate con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 21 novembre 2016. 3. Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva, notificato al fallimento Marina Verde SRL in liquidazione, in data 6 marzo 2018, con il quale il Comune di Caorle ha chiesto che il TAR Veneto accogliesse le seguenti conclusioni. Nel merito di via principale. Lettera A. Dichiarare accertate le ragioni di cui è esposto l'inadempimento della società Marina Verde SRL rispetto agli obblighi di cui la Convenzione urbanistica 29 aprile 2009, repertorio numero 10.632, raccolto numero 6.839, notario di Tornello di San Piave, sottoscritto dalla stessa società il Comune di Caorle. Lettera B. Condannare conseguentemente il fallimento resistente all'esatto adempimento degli obblighi di cui la precitata convenzione, per effetto condannare preso complimento all'integrale esecuzione con le modalità stabilite in convenzione delle opere pubbliche, tutte da realizzarsi nel blocco B del piano urbanistico attuativo oggetto di causa. Nel merito di via subordinata, C. Annunciare la restituzione per grave inadempimento del privato ente attuatore, sia della convenzione urbanistica al Ministero Notaio Vianello, 100 volte richiamato, sia degli atti di cessione delle aree stipulati inter partes in esecuzione della medesima convenzione e specificatamente il contratto di cessione di aree in adempimento di convenzione urbanistica al repertorio già richiamato e del successivo contratto avente l'oggetto l'integrazione di atto di cessione di aree in adempimento di convenzione urbanistica, pure già sopra richiamato, entrambi al Ministero Notaio Dottor Vianello di San Giovanni di Piave. Lettera D. Condannare il fallimento Marina Verde SRL in liquidazione, a restituire al Comune di Caorle limitatamente le consistenze ancora intestate alla fallita società Marina Verde SRL e o al fallimento e previa esecuzione dei frazionamenti delle variazioni, modifiche catastali a ciò necessarie, le aree oggetto dei citati atti di cessione del 29 aprile 2009 e 4 febbraio 2010, con quanto sulle stesse edificato. Lettera E. Condannare il fallimento Marina Verde SRL in liquidazione a esercire al Comune di Caorle i danni tutti subiti in conseguenza degli inadempimenti di cui esposto in misura non inferiore all'importo di euro 3.400.000 e comunque nella misura anche maggiore che sarà accertata in corso di causa, dando a quantificarsi all'occorrenza anche in via equitativa ex articolo 1226 del Codice Civile con maggiorazione per interessi di valutazione, somme da porsi in compensazione con eventuali crediti spettanti alla curatela, in ogni caso con integrale diffusione delle spese totali di causa. Il ricorso promosso in sede di giurisdizione esclusiva è stato iscritto al ruolo 337 del 2018 e
è assegnato alla seconda sezione del TAR Veneto. Il fallimento Marina Verde SRL di liquidazione si è costituito nel procedimento introdotto dal Comune di Caule dinanzi al TAR Veneto, contestando tutto quanto ex avverso dedotto ed eccependo il difetto di giurisdizione. In ogni caso l'inammissibilità, l'improponibilità, comunque l'infondatezza delle domande proposte al Comune di Caule in via subordinata al delegato accoglimento della domanda di risoluzione della convenzione proposta al Comune di Caule, il fallimento Marina Verde di liquidazione è proposto domanda riconvenzionale. Le conclusioni rassegnate al fallimento Marina Verde di liquidazione sono le seguenti. Lettera A, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giusti i motivi nati. Lettera B, nel merito, dichiararsi inammissibile o improponibile o comunque rigettarsi infondata l'azione di adempimento proposta in via principale del Comune di Caule. Dichiararsi inammissibile o improponibile o comunque rigettarsi perché infondate le azioni di risoluzione, di restituzione e di risarcimento di danni in via subordinata al Comune di Caule. In ogni caso negarsi la compensazione richiesta. Lettera C, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta al Comune di Caule. Punto 1. Condannare il Comune di Caule alle restituzioni e rimborsi ai sensi dell'articolo 1458 e 2033 del Codice Civile in favore del fallimento Marina Verde SRL in liquidazione per effetto condannare il Comune di Caule. Punto 1.1. Alla restituzione di quanto corrisposto alla Marina Verde SRL al Comune di Caule a titolo di corrispettivo per la cessione delle aree per un importo pari a €610.000 o alla maggior somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali del decorrere dal momento di pagamento in subordine alla domanda di risoluzione. Punto 1.2. Alla restituzione di quanto corrisposto alla Marina Verde SRL al Comune di Caule a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione pari a €586.035,91 o la maggior somma che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali a decorrere dal momento del pagamento in subordine della domanda di risoluzione. Punto 1.3. Pagamento del controvalore delle opere di urbanizzazione realizzate da Marina Verde SRL nel blocco A di importo pari a €690.200 o la maggior somma che verrà accettata in corso di causa. Punto 1.4. Il pagamento del controvalore delle opere, escluse quelle indicate nel punto 1.3, sono state realizzate da Marina Verde SRL in forza di titoli edilizi rilasciati al Comune di Caule e che costituiscono oggetto della domanda di restituzione e ritenzione da parte dell'amministrazione comunale. Controvalore pari alla somma che verrà accettata in corso di causa e a mezzo di CTU in via subordinata, pagamento di indennizzo ex articolo 150,5 e l'articolo 936 del Codice Civile pari all'aumento del valore del fondo per effetto degli interventi realizzati da Marina Verde SRL, ovvero il di ulteriore subordine. Il pagamento di indennizzo ex articolo 936, comma secondo del Codice Civile pari alla minor somma al valore di immateriali, il pareggio della manodopera e l'aumento del valore del fondo, somma da accertarsi in corso di causa che a seguito del CTU, in via di ulteriore subordine del fallimento, visto che il Comune di Caule aveva condannato il pagamento in favore del fallimento Marina Verde SRL di liquidazione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, che si articolo 2041 Codice Civile, da accertarsi in corso di causa che a mezzo del CTU. Punto 2. Accertare in favore del fallimento Marina Verde SRL di liquidazione il diritto di ritenzione delle aree degli immobili sino a che non vengono corrisposte al fallimento Marina Verde SRL in liquidazione delle somme e o le indennità dovute di qui al punto 1. Il con successivo ricorso per motivi aggiunti proposto nell'ambito del procedimento 337/2018 legge indipendente dinanzi al TAR Veneto, notificato in data 29 giugno 2018, il Comune di Caule ha chiesto nel merito in via subordinata rispetto alle domande formulate con il corso introduttivo dichiarare e accettare per ragioni di cui risposto l'obbligo del fallimento esistente di trasferire sui propri aventi causa gli impegni non ancora adempiuti di cui la Convenzione urbanistica del 29 aprile 2009 più volte citata. Che il fallimento Marina Verde di liquidazione ritiene che anche nel corso per motivi aggiunti proposto al Comune di Caule sia ricevuto e inammissibile comunque confondato. In merito alla domanda di insinuazione del passivo proposta al Comune di Caule e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del parcheggio pubblico, mi riferisco alla somma di 70.000 euro. La mancata realizzazione del parcheggio pubblico di Piazzale Colombo, il giudice delegato si è espresso rigettando l'istanza e l'amministrazione comunale, non avendo proposto opposizione allo stato passivo, ha rinunciato a far valere la domanda. Che in merito alla domanda di insinuazione passivo proposta al Comune di Caule e avente ad oggetto il saldo del corrispettivo per
per la cessione delle aree di proprietà. Il giudice delegato si è espresso ammettendo all'amministrazione comunale successivo del fallimento Marina Verde in liquidazione per euro 191.702,31 in chirografo, con riserva di valutare azioni per recupero di euro 250.000 versati alla società fallita a titolo di oneri di organizzazione. Il contenzioso numero 337 del 2018 alla GLTA, incardinato al Comune di Caule, avendo ad oggetto in via subordinata la domanda di risoluzione della convenzione urbanistica e di restituzione delle aree che erano state trasferite dal Comune di Caule alla Verde SRL, per consentire la realizzazione delle opere previste nel piano attuativo convenzionato, interessa coinvolge i compendi immobiliari attribuiti in capo al fallimento Marina Verde SRL in liquidazione. Il fallimento Marina Verde SRL in liquidazione ha manifestato l'interesse di risolvere tutte le controversie relative al detto conflitto immobiliare in tempi rapidi, onde poter procedere quanto prima alla vendita dei cespiti e al riparto dell'attivo. E di contro il contenzioso attualmente pendente innanzi al TAR Veneto, oltre a presentare gli inconvenienti dei costi e della LEA connaturati a ogni contenzioso, ha tempi di definizione utili. Il fallimento ha ravvisato l'opportunità di addivenire a una composizione bonaria delle controversie pendenti con il Comune di Caule, che consente di procedere alla vendita dei cespiti in tempi celeri anche al fine di evitare che nelle more il compendio perda valore. Questo Comune, per parte sua, ha interesse a ottenere la realizzazione, in tempi quanto più possibili solleciti, delle opere, degli interventi previsti nella Convenzione urbanistica del 29 aprile 2009 rimasti inattuati, ritenendo le medesime opere e interventi ancora rispondenti all'interesse pubblico, come del resto confermato dalla domanda principale di adempimento formulata per la causa pendente avanti il TAR Veneto. Quindi le parti, senza nulla riconoscere l'una delle tesi dell'altra, e al solo fine di evitare la LEA, posti i tempi di causa, hanno individuato una possibile composizione della partenza, intendono porre fine agli evidenziati contenziosi in corso e nel contempo definire bonariamente in via transattiva ogni reciproca possibile pretesa e o contestazione alle condizioni e nei termini di seguito specificati. Il curatore del fallimento Marina Verde SRL in liquidazione ha predisposto un programma di liquidazione che prevede la vendita in blocco del compendio immobiliare Marina Verde. Il suddetto programma di liquidazione è stato approvato dal Comitato dei Creditori e comunicato al giudice delegato, il quale ha autorizzato l'esecuzione degli atti in conformità al programma. Gli adempimenti che fanno carico al fallimento, Rectius, l'aggiudicatario del compendio in unico blocco, sono i seguenti, coincidenti con gli obblighi rimasti inadempiuti a norma della più volte citata Convenzione urbanistica del 29 aprile 2009. Lettera A. Obbligo di realizzazione del parcheggio interato 108 posti auto nell'area pubblica di Piazzale Colombo, con valore stimato dei relativi lavori pari a euro 2.800.000, secondo quanto indicato nell'allegato alla delibera di giunta comunale numero 327 del 3 ottobre 2013 premessa richiamata. B. Obbligo di realizzazione e completamento del parco verde e aiuole, come da tavola 14B, allegati alla delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 2009, per una superficie complessiva di 1.845 circa, con valore di lavori ancora da realizzare, stimato in euro 130.725, sulla base delle previsioni del piano economico finanziario, tavola 19B, approvato con la medesima delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 2009. Lettera C. Obbligo di realizzazione e completamento del percorso Piazza, Vasche e Fioriere, con valore di relativi lavori ancora da realizzare stimato in euro 215.250, sulla base delle previsioni del piano economico finanziario, tavola 19B, approvato con la medesima delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 2009. Lettera D. Obbligo di realizzazione e completamento della strada principale marciapiede, con valore di relativi lavori ancora da realizzare stimato in euro 156.533,33, sulla base delle previsioni del piano economico finanziario tavola 19B, approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 2009. Il tutto per il complessivo importo di euro 3.401.201,75, arrotondabile ad euro 3.400.000.
Gli interessi del comune vengono garantiti da una polizza fiduciaria e il fallimento Marina Verde SRL in liquidazione porrà a carico dell'aggiudicatario la garanzia finanziaria del corretto adempimento degli obblighi sopracitati, nonché a garanzia degli richiesti di permesso di costruire, di avvio dei lavori, di esecuzione e ultimazione delle opere. Che la suddetta fiduciaria sarà consegnata dall'aggiudicatario al fallimento Marina Verde in liquidazione all'atto dell'oggi volontaria di compravendita del condominio immobiliare Marina Verde SRL e legata in copia all'atto di compravendita. E per effetto della suddetta garanzia fiduciaria si stabilisce che la controversia pendente avanti alla sezione seconda del TAR Veneto RG 337 del 2017 verrà abbandonata dalle parti a spese compensate. Considerato che si configura la competenza consiliare rispetto allo schema di transazione in argomento, in quanto per effetto degli accordi ivi stabiliti si determina un incremento patrimoniale rilevante ai fini della contabilità economico-patrimoniale dell'ente, nonché per il contenuto contrattuale riconducibile a un'acquisizione patrimoniale con tempistiche e modalità nuove rispetto alla convenzione urbanistica sottoscritta a suo tempo dalla Consiglio regionale. Va considerato altresì che la prosecuzione del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria non potrebbe comportare per l'ente migliori risultati rispetto a quanto offerto dal fallimento. Ricordato infine che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del Codice Civile, nel quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata e prevengono una lite che può insorgere tra loro. E la transazione produce tra le parti gli stessi effetti nella sentenza passata in giudicato. Visto l'atto di transazione legato alla presente a una parte integrante e sostanziale che è ritenuto di doverlo attuare autorizzando il responsabile della pena, viste condivise le considerazioni sul contenuto dell'accordo espresso dallo studio legale incaricato nota dello studio Steccanella del 10 luglio dell'ultimo scorso, che si allegano al presente atto tra le parti integranti e sostanziali dello stesso, studio legale del Comune di Italia. Visto l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 12 luglio 2019, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 26 luglio 2019, senza articolo 10 del regolamento del Consiglio Comunale, si chiede al Consiglio Comunale, per quanto in premessa esposto, di definire transitivamente la controversia in atto tra il fallimento Marina Verde SRL di liquidazione Comune di Parole relativamente alle limitazioni contrattuali in argomento, alle condizioni in premessa citate e meglio esposte nell'allegato alla presente atto, di approvare lo schema di transazione stragiudiziale legato al presente atto tra le parti integranti sostanziali, di demandare ai successivi atti dirigenziali le ulteriori fasi procedurali, autorizzando fin d'ora il dirigente del settore tecnico alla sottoscrizione della convenzione, della transazione. Grazie, ci sono interventi. Sì, grazie Presidente, solo così con una breve considerazione e dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli a questa iniziativa, daremo un voto favorevole come questa delibera e con, se mi si consente, una riflessione da proporre a questo Consiglio, laddove in un passaggio ci conforta la descrizione di quando si dice che questo Comune per parte sua ha interesse ad ottenere la realizzazione in tempi quanto più possibile sollecito delle opere e degli interventi previsti nella Convenzione e rimasti inattuati. Dico questo perché mi riferisco ai posti auto sostanzialmente che costituiscono una cifra piuttosto copiosa di condizioni auto che abbiamo visto, perché vorremmo veramente vedere realizzati questi posti auto, cioè ci dispiacerebbe vedere in un secondo momento, anche se capisco che questa non è una considerazione che è direttamente attinente con la delibera che stiamo votando oggi, ma mi dispiacerebbe vedere poi che questi posti auto non venissero realizzati concretamente e venissero poi trasformati in monetizzazione, magari per realizzare altre opere, cosa che è praticabile sotto il profilo, diciamo, penso amministrativo, giuridico, concepito in questi termini che sono così appropriati, ma solo per attirare l'attenzione sul problema che è quello della dotazione di posti auto, di cui non c'è mai abbastanza, insomma,
fare. Quindi conforta che ci sia questa descrizione del passaggio eletto dal sindaco, per cui insomma ci sentiamo tranquilli di approvare questa delibera, sperando appunto che poi non venga trasformata nel tempo la realizzazione del campionato. Questo è il grazie. Grazie, Capogruppo ci sono altri interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere quanti sono gli immobili che non hanno ancora l'agibilità e soprattutto c'è la possibilità che il lotto non venga venduto contestualmente, cioè unitariamente? Grazie. Grazie, Capogruppo. Il Sindaco risponda. Allora, la possibilità che la curatela non riesca a vendere in blocco è possibile ed è anche prevista nella convenzione che in ipotesi in cui la curatela non riesca a vendere entro 18 mesi sarà automaticamente la risoluzione contrattuale della convenzione e tutto ritorna di ritiro e in capo a quello che era la convenzione originale, quindi se torna indietro la transazione non ha nessun valore. Quindi poi la curatela eventualmente avanza l'altro tipo di proposta, realizza l'azione di risoluzione. Per quanto riguarda invece ciò che non ha ancora agibilità, non me lo ricordo, mi pare uno degli attici, uno delle due torri e forse qualche altro immobile minore degli attici. Grazie. Consigliere Interno. Grazie Presidente, solo per sapere rispetto alle riduzioni che sono state poste, che vanno poste in garanzia che tipo di agenzia sono? Che tipo di riduzioni sono? Sono di primaria agenzia o sono riduzioni bulgare piuttosto che slovene, piuttosto che perché ne vediamo di tutti i colori, quindi se opportuno essere garantiti fino al tutto. Grazie. Grazie consigliere Interno. Sindaco, vorrei rispondere. No, questo è stato uno dei paletti che ha posto questa amministrazione nella lunga discussione con la curatela su quello che doveva essere il contenuto della garanzia del comune e l'amministrazione comunale ha messo in paletti che doveva essere una riduzione a prima richiesta di istituto bancario primario, quindi l'amministrazione comunale garantita in toto che può esercitare anche un sindacato se la parte provvisoria che verrà emessa è soddisfatta dai suoi comportamenti. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo alla immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Grazie, passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, convenzione per la gestione dello sportello dell'amministrazione di sostegno dell'area portoghese per il triennio 2019-2021. La parola all'assessore Barbara. Premesso che la legge numero 6 del 9/1/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno, nuovo istituto di protezione avente la funzione di tutelare le persone devienti tutori parti dell'autonomia, con la minore limitazione possibile delle capacità di chiesa. Dato atto che i comuni dell'ex mandamento portoghese hanno da sempre ritenuto di fondamentale importanza la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno e la sua diffusione a tutela dei diritti e della dignità delle persone più deboli, avviando fin dal 2007 l'attività di informazione e sostegno della cittadinanza. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 152 del 28 luglio 2016, con la quale è stato approvato uno schema di convenzione che prevedeva la collaborazione per 3 annualità 2016-2018 tra gli 11 comuni del territorio portoghese, il Tribunale di Pordenone, l'Associazione ADS Rete di Solidarietà di Portogallo e la Camera degli Avvocati di Portogallo. Collaborazione finalizzata a garantire alle famiglie all'interno del portello per l'amministratore di sostegno presso
un locale messo a disposizione del Comune di Portogruaro. Considerato che l'esperienza sin qui maturata ha messo in luce l'importanza dell'attività dello sportello, che mira a sostenere le persone che necessitano di un amministratore di sostegno e le loro famiglie, fornendo gratuitamente informazione e assistenza sia nella predisposizione delle istanze di nomina di un amministratore di sostegno che nella gestione delle amministrazioni attive e consulenza. Coadiuvare la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del Pordenone e del giudice tutelare competente, svolgendo in accordo con il personale della cancelleria le attività di richiesta di informazioni, istruttoria e completamento dei ricorsi, richiesta di variazione delle decreti di nomina degli amministratori di sostegno, richiesta di autorizzazione al giudice tutelare per l'esposizione di rendiconti, consegna alla richiedenti di copie della documentazione afferente alla parte imposta. Collaborazione con servizi sociali territoriali e servizi specialistici dell'area portuguese per la formazione di volontari disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno in mancanza di altre risorse. Organizzare momenti pubblici di sensibilizzazione e di promozione per l'istituto dell'amministratore di sostegno. Rilevato che lo sportello ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per la popolazione dell'area del portoghese, è ritenuto tale attività essenziale per garantire alle famiglie una corretta informazione e assistenza in materia di amministrazione di sostegno. Che è intenzione dei comuni garantire il progetto una valenza triennale in modo da poter consolidare l'attività e operare una programmazione adeguata nel territorio delle attività e delle iniziative di sensibilizzazione. Visto che lo schema di convenzione legato alla presente per farne parte integrante allegato A, che vede la collaborazione per 3 annualità 2019-2021 tra gli 11 comuni del territorio portoghese, il Tribunale di Pordenone, l'Associazione ADS a Rete di Solidarietà di Portogallo e la Camera delle Avvocati di Portogallo, collaborazione finalizzata a garantire alle famiglie l'attività dello sportello, richiamato dal decreto legislativo numero 117 del 3/7/2017, Codice del terzo settore, che all'articolo 2, principi generali riconosce il valore della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e pratica intorno quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia e ne favorisce l'apporto origine per il proseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dato atto che il medesimo articolo prevede anche forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, le province autonome e gli enti locali da parte degli organismi del terzo settore, prevedendo che gli stessi, se iscritti regolarmente al registro regionale del volontariato, registro unico nazionale del terzo settore, possono stipulare convenzioni con gli enti. Dato atto che l'associazione ADS, Rete di Solidarietà, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e della tutela senso di interdizione, della tutela senso di inabilitazione e si propone di collaborare con lo sportello dell'amministrazione di sostegno già esistente a Portogallo. L'associazione ADS, Rete di Solidarietà, risulta essere iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato con numero Venezia 0347. La Camera degli Avvocati di Portogallo è associazione senza scopo di lucro che offre la propria disponibilità a prestare attività di volontariato tramite i propri associati quali amministratori di sostegno volontari e collaborare con lo sportello e a prestare consulenze legali gratuite in materia di amministrazione di sostegno. Rilevato che l'impegno del Comune di Carle previsto nella Convenzione consiste nella concessione di un contributo annuale quantificato come segue: per l'anno 2019 827,21 euro, per l'anno 2020 3.046,37 euro, per l'anno 2021 euro 3.049,37. Dato atto che la spesa sopracitata troverà copertura nel capitolo all'oggetto contributo per gestione, sportello amministratore di sostegno, trasferimenti di istituti sociali privati del bilancio triennale 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità, il chiamato piano di Roma
dei servizi sociali 2011-2015 del Veneto Regionale, approvato dalla conferenza dei sindaci nel dicembre 2010 e la cui validità è stata prorogata a tutto il 2019. Ritenuto pertanto, per le motivazioni espresse, di approvare la convenzione allegato alla presente parte integrante allegato nuova, sentita il merito della Commissione consigliare, da quanto sopra espresso si chiede al Consiglio Comunale di approvare la convenzione allegata alla presente allegato A per farne parte integrante tra il Tribunale di Pordenone, il Comune di Portogruaro, il Comune di Pianone Veneto, il Comune di Cavia, il Comune di Cito Maggiore, il Comune di Concordia, il Comune di Guaro, il Comune di Fossalto di Portogruaro, il Comune di Maggiore, il Comune di San Michele Veneto, il Comune Sestino di Venezia, il Comune di Veneto, la Camera dei Avvocati di Portogruaro e l'associazione ADS, Rete di Solidarietà per la gestione dello sportello per amministratore del sostegno. Di dare atto che il Comune di Cavia provvederà a erogare all'associazione ADS, Rete di Solidarietà, un contributo economico annuale quantificato come segue: per l'anno 2019 827 euro, per l'anno 2020 3.046,37, per l'anno 2021 3.046,37. Di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal sindaco in qualità di legale rappresentante e avente dell'ente o suo sostituto. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nel nuovo territorio online di questo comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 169 del 18 dello 6 2009. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale. Vi è atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale e amministrativo. Grazie, Assessore Lauro. Ci sono osservazioni? Capogruppo Giordano, Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare personalmente il responsabile di settore, il dottor Bello, che in commissione ha spiegato la valenza e la validità di questo istituto. Una delle cose che ci preme di più sottolineare è l'orientamento e la formazione, Assessore, e nel punto che stiamo provando c'è proprio l'organizzazione di pubblici momenti di sensibilizzazione e di promozione. Io auspico che nel nostro territorio vengano fatti maggiormente e soprattutto più pubblicizzati. La seconda cosa che le chiedo, Assessore, è solo una conferma. Noi abbiamo un contributo economico alla rete ADSR per i vari anni. Quest'anno abbiamo un importo inferiore nel 2019 perché abbiamo un contributo regionale. Lei pensa che ci possano essere dei contributi anche per le altre due annualità e in quel caso possiamo ridurre come la spesa a carico del comune? Grazie. Per gli incontri ne parlavamo anche con il dottor Bello, sono da programmare indubbiamente. Ne abbiamo fatto quest'inverno e le dirò che non è andato così bene a mancanza di personale. Cioè la prova amministrativa del sostegno, il volontariato, non l'ordinamento, perché sono delle problematiche non da poco. Le persone che vengono seguite non sono così propense a gestire anche l'amministratore di sostegno, non sono collaborative, lei ha detto una parola giusta. Per il discorso del contributo abbiamo buona possibilità anche che il prossimo anno, quindi andiamo a decurtare, avremo gli 827 di cittadini. Grazie Assessore, ci sono altri interventi? Interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità? Votiamo la immediata esigibilità della delibera. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al 10° punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale per le emergenze abitative.
non superiore al 10% degli alloggi DR, da assegnare annualmente a fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Fate i numeri sia crescenti, così l'emergenza abitativa che ha interessano attualmente i diversi nuclei familiari di casa e le difficoltà registrate per trovare situazioni adeguate, si ritiene indispensabile poter disporre di un valido strumento operativo che permetta di ovviare per quanto è possibile tali difficoltà. Dato atto che il Comune di Caore, oltre alla individuale riserva di cui l'articolo 44 della legge nazionale 39 del 2017, può disporre di alloggi di proprietà altre non è dati in convenzione al Comune di Caore e sia di alloggi privati dati in convenzione al Comune di Caore. Ritenuto alla luce dell'esperienza sulle problematiche di emergenza abitativa di dotarsi di uno strumento specifico che possa diventare uno strumento operativo valido, prevedendo dei requisiti generali per accedere ad una graduatoria annuale da utilizzare per l'eventuale aliquota per l'assegnazione di alloggi DR, sia per alloggi di proprietà comunale gestione diretta del Comune, sia per alloggi di proprietà alter non è dati in convenzione comune, sia per alloggi privati dati in convenzione comunicata. Ritenuto pertanto di adottare i criteri di punteggio declarati nel presente regolamento, con i quali riservare gli alloggi per l'emergenza abitativa, vista anche la legge regionale n. 39/2017 e il relativo regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, regolamento del 10/08/2018, successive modifiche, e del presente regolamento con l'esecuzione dei punteggi ai fini della formazione di una graduatoria di norma annuale. Rilevata la necessità di provvedere all'istituzione del regolamento